Buongiorno e ben trovati a questa puntata di A Voi la Linea. In apertura ci occupiamo della pandemia perché in Friuli Venezia Giulia sono stati superati i 500.000 contagi da Covid. Per la precisione, dall'inizio della pandemia ad oggi sono stati toccati 500.163 positivi al virus, ma se i casi Covid aumentano non altrettanto soffrono gli ospedali. A fare il punto sono gli infettivologi che si sono riuniti ieri durante un convegno a Pordenone e dicono che il virus ormai è ovunque, è endemico, ma bisogna andare per questo avanti con la vaccinazione. Sulle mascherine arriva l'indicazione: le mettano solo i soggetti fragili o chi ha i sintomi. Sentiamo, perché ne abbiamo parlato con l'infettivologo Massimo Crapis. Stiamo assistendo a un ritorno dei casi Covid, come era forse immaginabile, bisogna preoccuparsi, è normale? Quando intendiamo per post-pandemia non intendiamo che la patologia sia scomparsa, anzi è ben il contrario, ormai è diventato endemica, ormai noi dobbiamo convivere con il virus, quindi quello su cui noi infettivologi puntiamo tanto è quello di dire non andiamo più a cercare il virus, non ha più senso e non è più produttivo andare a cercare il virus in qualsiasi raffreddore che ormai si palesa, ma andiamo a selezionare i casi critici, perché poi lì possiamo fare la differenza con l'eventuale terapia. Per il resto, se no, ci mettiamo solo in crisi organizzativa. Infatti, a conferma di questo, l'incremento, diciamo così, dei casi che c'è adesso è comunque un incremento che vede una percentuale molto piccola di pazienti che hanno problematiche legate al Covid e che necessitano di ricoveri collegati al Covid, mentre invece una pletora, diciamo così, di persone che hanno il tampone positivo, ma ormai quei numeri hanno una valenza completamente differente rispetto a, diciamo, un anno fa, grossolanamente. Bisognerà vaccinarsi di nuovo? Assolutamente sì, proprio perché è diventato endemico, quindi è un virus con cui avremo sempre a che fare e la vaccinazione ha dimostrato di incidere in maniera importante sulla progressione di malattia, rendendo proprio questo virus molto più innocuo e rendendolo molto più simile a un virus influenzale e quindi con delle complicanze nettamente limitate soprattutto a una tipologia di popolazione, gli immunodepressi e gli anziani e i polipatologici. Ecco, per quanto riguarda le mascherine c'è da immaginare che possono ritornare, ormai insomma sono superate anche alla luce, insomma, di quello che è l'inverno che ci aspetta? Domanda difficile perché dipende da che cosa consideriamo. Se consideriamo essenzialmente, squisitamente i numeri, è ovvio che in linea teorica sarebbe necessario rimettere le mascherine. In realtà, se consideriamo invece che siamo in endemia, l'atteggiamento corretto delle mascherine sarebbe: usiamo le mascherine nel momento in cui abbiamo dei sintomi o se siamo delle persone a rischio, gli immunodepressi e i polipatologici e gli anziani, quando andiamo nei luoghi chiusi. Cioè lo mettiamo in maniera mirata per protezione del singolo rispetto agli altri, non più per cercare di andare a contingentare la popolazione, perché ormai il virus è, diciamo così, scappato, tra virgolette, ormai è all'interno della popolazione e non è più quindi produttivo da quel punto di vista. Però sia chiaro, questa è una decisione politica. Dal punto di vista scientifico le cose potrebbero essere diverse, adesso attendiamo nel capire che cosa succederà. Per quanto riguarda l'influenza, adesso è periodo, insomma, ci avviciniamo al periodo dell'influenza. Che influenza ci dobbiamo aspettare, soprattutto come ci sarà questa convivenza Covid-influenza? Allora, fondamentale dire che quest'anno l'influenza ci sarà sicuramente, la riduzione delle mascherine eccetera riporterà sicuramente a una recrudescenza dei casi di influenza. Potenzialmente i casi di influenza potrebbero essere più gravi e paradossalmente noi abbiamo più paura della riemergenza dell'influenza piuttosto che del Covid, paradossalmente. Quindi assolutamente fondamentale ricordarsi di vaccinarsi per l'influenza, in particolare sopra i 60 anni e le popolazioni a rischio, però più ci vacciniamo meglio è, ovviamente, e ricordarsi che appunto non esiste solo il Covid, esiste anche l'influenza, e quindi quando lo andiamo a cercare non andiamo a cercare solo il tampone per il Covid, ma andiamo a cercare anche l'influenza, perché ci sono comunque delle terapie anche per l'influenza. Voltiamo pagina, è stata realizzata in 8 mesi e potrà accogliere 700 studenti. La scuola Polmoni, inaugurata questa mattina nel centro studi di Udine, potrà ospitare ragazze e ragazzi degli istituti superiori interessati da lavori di ristrutturazione nella propria scuola. Sentiamo Isabella Gregorato. Siamo con il governatore Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, all'inaugurazione di questo stabile che è stato realizzato, pensate, in soli 8 mesi. Quindi un grande lavoro di squadra per un investimento di quanto, Presidente? Quasi 6 milioni di euro, un investimento importante ma soprattutto realizzato, come diceva giustamente, in tempi record. Penso che è la dimostrazione che la pubblica amministrazione può essere estremamente efficace, estremamente efficiente
se le regole che vengono date sono regole che permettono di agire in questo modo. Noi ovviamente abbiamo utilizzato, e l'ente di decentramento regionale di Udine ha utilizzato gli strumenti straordinari dati anche dal governo nazionale per andare più velocemente, collegare col processo di costruzione con tutta la parte burocratica. Mi auguro che queste procedure possano diventare qualcosa di ordinario. I nostri cittadini hanno diritto ad avere risposte rapide. Abbiamo dimostrato che la pubblica amministrazione è in grado di farlo. Questo oltretutto siamo dentro un edificio per il quale sono stati anche portati i più alti standard del risparmio energetico, qui di fatto c'è un bassissimo consumo di energia e un'autoproduzione di energia, quindi anche rispetto alla situazione difficile che stiamo vivendo per i costi dell'energia, ma anche in prospettiva per l'abbattimento dell'inquinamento, per la sostenibilità, questo è un edificio simbolo che oltretutto, come giustamente diceva, farà da polmone per quest'area e quindi permetterà gli interventi importanti che verranno fatti sulle altre scuole. Lei auspica che questo esempio del Friuli Venezia Giulia venga magari anche esportato su tutto il territorio nazionale, perché se le scelte vengono fatte in questo modo, se c'è un grande lavoro di squadra, si riesce ad abbattere la burocrazia e arrivare al concreto in meno tempo rispetto al passato. Ha detto il segreto, cioè il segreto è far collaborare tutte le istituzioni e tutte le istituzioni devono rimanere nella stessa direzione. Tante volte si vede che quando c'è confronto, soprattutto devo dire con amministrazioni centrali, di solito si cerca il cavillo per dire no e dare un senso alla propria esistenza di quell'istituzione. In realtà bisogna raggiungere l'obiettivo il più velocemente possibile. Questo penso che sia oggi l'unico esempio a livello nazionale, non soltanto per la qualità della struttura, non soltanto per la velocità con cui è stata fatta, non soltanto per il risparmio energetico, ma anche appunto come la scuola polmone che permette di fare altri interventi in altre scuole senza creare disagio agli studenti e agli insegnanti. Quindi tutto questo insieme di caratteristiche non ce ne sono di altri esempi a livello nazionale. Mi auguro sì che molti possano andare dietro questa strada e mi auguro che anche in questo possiamo dimostrare che il Paese può diventare un Paese efficiente, un Paese in grado di competere a livello internazionale. Guardate, la velocità degli interventi non è soltanto un rispetto ai soldi che si utilizzano, che devono essere spesi bene e velocemente, ma anche la capacità di competitività di un Paese. Se il pubblico è veloce, il pubblico è competitivo. Ecco, da qui possiamo anche trarre un suggerimento per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi del PNRR. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio che anzi abbiamo dimostrato che siamo in grado di spenderli, è ovvio però che anche in questo caso ci devono essere tutti gli attori che remano nella stessa direzione, per quello l'appello che ho fatto tante volte allo Stato centrale è quello di semplificare le procedure, perché il problema oggi non è in quanto tempo si costruisce la scuola, ma tutte le pratiche burocratiche che la pubblica amministrazione deve fare per portare avanti l'intervento. Noi dobbiamo alleggerire, purtroppo siamo un paese dove le norme si sono ingarbugliate negli anni, c'è stata una sovrapposizione di norme su norme. C'è stata la concezione che il pubblico sono tutti dei delinquenti e quindi bisogna mettere delle reti talmente strette per evitare, invece non credo che sia così, dopo se uno sbaglia deve pagare, però non possiamo per questa voglia di controllo preventivo che permea ogni procedura rischiare di bloccare, perché in questo caso sì che si crea malaffare quando si blocca, per quello dico ragioniamo con buon senso senza fare misure propagandistiche, dove viene detto bisogna fare 900 controlli, 900 permessi, 900 perché dopo l'intervento non si fa. Ragioniamo come un paese occidentale, i paesi sviluppati che hanno procedure semplici, rapidi e i cittadini hanno risposte in tempi veloci. E c'è un poco dello zampino anche del dirigente del Marinelli che ricordiamo quest'anno compie 100 anni. È vero Stefanel, ci sono un po' di idee sue qui, visto che avete fatto da apripista, no, in sostanza in questa nuova struttura. Beh certo, io ringrazio l'EDR e la Regione che aveva accolto le nostre proposte, c'è stata una coprogettazione, quindi tecnicamente ha fatto tutto l'EDR e le ditte collegate, però noi gli abbiamo dato l'input su come costruire i laboratori, su come organizzare le aule, su come avere degli open space eccetera. Spero che questo metodo vada avanti anche con i fondi del PNR e quindi coinvolga tutte le scuole della Regione. Un grande lavoro fatto in rete, ce ne parla il commissario dell'EDR, tra l'altro il commissario dell'EDR Augusto Viola, tra l'altro questo è uno dei primi esempi, no? È una delle prime opere portate a termine dall'EDR. Sì, è così, l'EDR di Udine, una scuola di 700 per 700 alunni, una scuola che definiamo polmone perché consente insomma di trasferire i ragazzi
le cui scuole saranno oggetto di investimenti piuttosto invasivi di risparmio energetico e di antisismica. È una scuola fatta in 8 mesi, il primo caso credo non solo in regione, e dal punto di vista della modernità raggiunge livelli elevatissimi, la scuola tecnologicamente avanzatissima sia per il risparmio energetico che per la domotica, per la gestione delle strumentazioni tecnologiche. Insomma c'è un orgoglio, soddisfazione per aver fatto tutto questo in una logica di collaborazione istituzionale, di funzionamento di un cantiere che è andato avanti a meraviglia, e con finanziamenti regionali importanti che hanno consentito appunto di ideare l'iniziativa nel secondo semestre del 21 e di iniziare un cantiere il 31 gennaio 22, e oggi siamo qui a inaugurare ufficialmente la scuola. Importantissimo ritrovamento archeologico nelle acque di Grado. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno individuato 2 imbarcazioni romane arenate sui fondali e rimaste finora nascoste sotto la sabbia. Oggi la sovrintendenza ha svelato i risultati della campagna di scavi. Maggiore, quello che viene presentato oggi è un ritrovamento molto importante per Grado, 2 imbarcazioni di epoca romana databili intorno al secondo-primo secolo a.C. Assolutamente, si tratta di 2 scoperte di assoluta rilevanza storica che si inquadrano per quello che riguarda l'attività dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale nell'ambito dei servizi di monitoraggio dei siti archeomarini conosciuti o, come in questo caso, di quelli insomma scoperti attraverso queste attività che vengono ormai costantemente condotte in completa sinergia con altri assetti dell'Arma. Ricordo la motovedetta Carabinieri di Grado, i subacquei di Genova, il nucleo subacquei di Genova, e naturalmente sotto la guida necessaria ed opportuna della soprintendenza con l'apporto dell'università. Ecco, lei ha sottolineato una cosa importante: queste 2 imbarcazioni erano sconosciute. Erano sconosciute, sì, in particolare quella rinvenuta lo scorso luglio durante l'attività disposta dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale lo era assolutamente. Si parla di un'imbarcazione di un rinvenimento che in qualche modo potrebbe cambiare la storia di quella zona, perché dovrebbe, ma questo lo diranno poi gli esperti, io riferisco insomma a quello che mi viene detto, potrebbe rappresentare un'ulteriore conferma che Grado era all'epoca per Aquileia quello che Ostia era all'epoca per Roma. Sindaco, un ritrovamento molto importante per Grado di queste 2 imbarcazioni che conferma un ruolo storico molto importante per Grado, per la città di Aquileia. Certo, sono veramente felice che ci sia stato quest'estate questo ulteriore ritrovamento. Quindi nel 1987 è stata ritrovata la Julia Felix, poi nel 2000 è stata ritrovata un'ulteriore imbarcazione e ora questa, quindi veramente ciò sta a dimostrare che Grado era una sorta, come si usa dire oggi, una sorta di hub dell'Alto Adriatico per Aquileia. Quindi veramente questo è un ritrovamento molto importante e mi compiaccio soprattutto con l'Arma dei Carabinieri che con il suo servizio particolare di tutela del patrimonio artistico, archeologico contribuisce in maniera significativa e rilevante a questi ritrovamenti. Sono contento perché anche questo contribuirà a una promozione turistica della mia città, però sono anche rammaricato per un aspetto che voglio far presente, e cioè la mancata apertura ancora oggi nel 2022 del Museo del Mare, che dovrebbe ospitare la Julia Felix, la prima nave, la prima barca oneraria ritrovata di fronte al nostro mare con 600 anfore con vasellame e con altri materiali che non è stata ancora messa a disposizione del pubblico nel museo, nel edificio che il Comune di Grado ha dato in comodato al Ministero, al MIBAC, e auspico che quanto prima si possa aprire questo museo. Finisce qui la prima parte di A Voi la Linea, restate con noi, torniamo tra poco.
Seconda parte di A Voi la Linea, riprendiamo parlando di caro gas, caro bollette e delle soluzioni per contrastarle. Benvengano le comunità energetiche, ma è fondamentale semplificare le procedure ed evitare lacci e lacciuoli della burocrazia. A dirlo è il Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, il quale sottoscrive le parole del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dice: se l'Europa non trova un accordo sul gas non ha senso di esistere. Sentiamo. Presidente, ieri il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha detto: se la Comunità Europea non è compatta sul fronte del gas non ha più senso. Oggi c'è un vertice importante, cosa vi aspettate? Ma guardi, io da parecchi mesi, direi che dall'inizio dell'anno, quando ho visto nel 21, settembre-ottobre, i primi accenni sul discorso energetico, con il mio Presidente nazionale Carlo Sangalli ne ho discusso. Sembrava che la cosa potesse rientrare, era un po' come il discorso dell'inflazione, no? Prima tutti dicevano che passeggera non supererà il 4%, oggi sono tutti preoccupati perché andiamo al 9%. Così con l'energia, non possiamo mettere come Italia ogni mese 10-15 miliardi per tamponare, non per il sole, per tamponare parte del costo delle bollette. Che facendo così in 10 mesi noi abbiamo già un debito enorme, per cui è insostenibile. Condivido con il Presidente Fedriga, bisogna che la Comunità Europea metta un tetto al prezzo del gas. Il gas, l'energia, è un bene primario per la vita dei cittadini e per la vita delle imprese. Allora, se noi vogliamo che dell'Italia si facciano un boccone le imprese, perché già i segnali la finanza li ha dati, attenzione, che stanno facendo man bassa dell'Italia, di imprese altamente tecnologiche, eccetera. Per cui o qui la Comunità Europea tutta insieme mette il tetto sul prezzo del gas, ma non solo quello russo, tutte le forniture, o se noi veramente siamo destinati a chiudere. Il mio Presidente Sangalli in un intervento oggi dice che abbiamo nel prossimo mese 35.000 imprese chiuse con 370.000 dipendenti a casa. Soltanto il prossimo mese è soltanto l'inizio ed è soltanto il mondo del terziario. Con l'industria, lo leggiamo ogni giorno, un grido d'allarme da far paura, per cui la chiave è Comunità Europea unita, tetto del gas, se no sarà un dolore per tutti. In questo senso si sta lavorando per le comunità energetiche regionali, anche la Camera di Commercio Venezia Giulia si è già attivata. Sì, con le comunità energetiche noi come Confcommercio, io ho la doppia presidenza, però lavoriamo tutti uniti, sempre con la Camera. Abbiamo fatto un primo incontro operativo con ERA, del gruppo Acegas ERA, con degli operativi che ci seguiranno tecnicamente e ci daranno tutte le conoscenze che noi non abbiamo, perché comunità energetiche è facile dirlo, difficilissimo farlo. Ci sono regole, però abbiamo fatto un incontro con degli albergatori e con dei supermercati che sono molto energivori. Con questa, per provare a fare la prima comunità energetica, che bisogna anche circoscrivere un raggio che ci sono vicini alberghi, vicini ai supermercati, dove si va a installare la cabina per la comunità tutta, di cui poi potranno attingere anche attività più piccole, negozi, bar, eccetera. Siamo partiti, i tempi saranno lunghi perché la burocrazia, le autorizzazioni e gli adempimenti sono veramente importanti, per cui vi saremo informati via via, però è un primo passo per l'indipendenza energetica. Approfitto di voi per dire anche che o qui la pubblica amministrazione, le sovrintendenze, un po' tutti devono metterci la mano sul cuore e semplificare la possibilità di fare fotovoltaico un po' dappertutto, non in maniera, come dire, orrendo, brutta o disordinata, ma senza lacci e lacciuoli. È stato presentato questa mattina a Udine all'Auditorium Comelli del Palazzo della Regione il progetto Oncologia di Precisione con Giampiero Fasola, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Sentiamo.
Coinvolge tutte le aziende sanitarie della nostra regione insieme al CRO di Aviano e al Burlo di Trieste. È il progetto Oncologia di Precisione del quale si parla all'Auditorium Comelli di Udine. È un progetto che si sviluppa sia a livello regionale ma soprattutto a livello nazionale. Con noi il direttore del Dipartimento di Oncologia dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, dottor Giampiero Fasola. Ecco, parliamo proprio di questo progetto. Abbiamo detto respiro nazionale, ma soprattutto è importante qui a livello regionale come viene organizzato. Sì, l'oncologia di precisione è una delle due grandi aree di innovazione del trattamento dei malati di cancro degli ultimi anni, l'altra è l'immunoterapia. L'oncologia di precisione comporta anche cambiamenti organizzativi importanti dei quali dobbiamo essere consapevoli come professionisti insieme alle direzioni sanitarie delle nostre aziende. Il progetto si è occupato di cercare di capire quali siano le condizioni per fare in modo che l'innovazione clinico-professionale e scientifica possa essere tradotta in tempi adeguati in maniera appropriata in una terapia somministrabile a tutti i pazienti per i quali vi sia l'indicazione e implica anche processi di laboratorio complessi che devono essere seguiti. Ecco al centro oggi del dibattito, del confronto, praticamente il documento di consenso professionale, perché è determinante. Sì, abbiamo ritenuto utile in una prima fase cercare di perseguire un consenso regionale, l'abbiamo fatto lo scorso giugno tra tutte le aziende, oncologi, patologi e direzioni sanitarie delle aziende della nostra regione. Qui invece siamo a livello nazionale perché abbiamo proposto il progetto alle società scientifiche di oncologia e anatomia patologica ed è stato prodotto un documento che verrà consegnato oggi pomeriggio al Presidente della Conferenza Stato-Regioni e ad Agenas, che sono le due istituzioni nazionali che devono occuparsi di questo argomento attraverso nuove previsioni normative. Ecco, anche per quanto riguarda la terapia oncologica, quanto è importante lavorare in rete, perché si consente al paziente in qualsiasi posto sia di ricevere praticamente la stessa terapia. È naturalmente molto importante e diventerà sempre più importante man mano che diventano più frammentate, difficili e complesse le conoscenze, quindi sarà sempre più necessario che diversi professionisti cooperino sullo stesso caso. Oggi questo è più facile nella nostra azienda grazie anche al nuovo modello organizzativo che sta per essere adottato e in generale per fortuna è una cosa che già avviene almeno informalmente per le reti professionali che tengono bene le relazioni e consentono di gestire i casi quotidianamente. Parliamo di terapie sempre più mirate, sempre più appunto di precisione. Sì, l'innovazione è legata alla possibilità, alla capacità che adesso c'è di gestire le informazioni contenute nel genoma, nel materiale genetico tumorale e questo consente in un numero ancora limitato ma crescente di tumori di proporre trattamenti che sono specifici rispetto all'alterazione che una certa alterazione genetica ha prodotto sulla cellula neoplastica e sulle sue capacità di replicarsi. E questi trattamenti riescono in molti casi a inibire o bloccare la capacità della cellula di replicarsi producendo risultati che spesso sono migliori rispetto ai trattamenti precedenti, alla chemioterapia e in molti casi anche con minori effetti collaterali. Quindi questa è la via del futuro secondo lei? È una delle vie del futuro, l'altra appunto è l'immunoterapia, però abbiamo anche capito che in molti casi la vecchia, tra virgolette, chemioterapia è ancora utile e spesso ci sono trattamenti di combinazione che producono risultati che francamente fino a pochi anni fa avremmo ritenuto impensabili e offrono una speranza a tanti pazienti. Bene, ringraziamo il dottor Giampiero Fasola che ricordiamo essere direttore del Dipartimento di Oncologia dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Grazie a Isabella Gregorato, finisce qui questa puntata di A Voi la Linea, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento di giornata.